Allora, il ballo con le Janas. Sembra un titolo semplice, no? E invece è un titolo molto profondo. Le Janas sono nel nostro patrimonio di conoscenze mitiche delle figure a metà tra l'umano e il divino, e ho provato a leggere questo libro in questa chiave. Le Janas sono tutto quello che gli antichi ci hanno tramandato in materia di valori di riferimento. Perciò dobbiamo tornare a ballare con le Janas, perché stiamo perdendo il contatto con quello. I paesi stanno spopolando anche per quello. Noi abbiamo smarrito il senso della memoria, non sappiamo più chi siamo stati e secondo me dobbiamo cercare di recuperare, di colmare soprattutto questo vuoto. Nel mio libro le Janas tornano dopo un'assenza di 40-50 anni, quando si è smarrita la comunità del racconto. Che cos'era la comunità del racconto? Era quella comunità fatta in Sascarrelas, che erano il microcosmo della comunità, dove c'erano i nonni, i genitori e i bambini. Cioè questo incontro non c'è più, è totalmente scomparso. Siamo tornate perché nessuno racconta più le nostre storie, dice la Iana protagonista del libro al suo amico Antina, al quale affida proprio questa missione. Vai tu e racconta le nostre storie, perché altrimenti noi scompariamo per sempre. Ed è un peccato che noi perdiamo i nostri miti, le storie della nostra infanzia, perché ci appartengono e noi dobbiamo tenere alta la memoria. Lui ha questa capacità di scrittura che non tutti hanno, perché molti sì hanno una buona capacità di scrittura, ma forse manca qualcosa, manca quello invece di cui questo libro è denso, e manca l'anima, proprio manca l'anima. E invece qui Tonino ci ripropone non una di anima, ci ripropone l'anima dei propri luoghi, che poi diventano anche i nostri. A me piacerebbe che ripercorressimo con lui, così come lui ce li ha proposti, in sardu si adannai istentas, le varie direzioni che lui ci propone per arrivare ad essere nuovamente, se non altro, noi stessi. Non è un libro naturalmente che è riservato soltanto ai vecchi, a chi ha smarrito queste storie. È un libro che secondo me va benissimo per i bambini, perché attraverso la sua lettura possono scoprire un'età che non c'è più, che è l'età dei loro nonni, che loro non conoscono perché i nonni non raccontano più. Perché è stato possibile che quello che si è tramandato dal 215 a.C. fino al 1965-70 e poi si è improvvisamente interrotto, secondo me perché noi siamo stati accompagnati dalle generazioni precedenti. Noi non abbiamo fatto questo passaggio di accompagnare gli altri. Se noi mettiamo insieme un po' di bambini e diciamo: sapete cosa succedeva quando io ero piccolo come voi? Succedeva questo. E se cominci a raccontare, i bambini ti ascoltano. Questo è fondamentale. La scuola e la famiglia. E la cosa che mi sorprende, sai qual è? Che questo non accade. Non accade ora, eppure noi abbiamo strumenti culturali ben diversi da quelli che avevano loro. I grandi narratori dei nostri paesi, chi erano? Paolo lo sa meglio di me, erano analfabeti. Zente di Dorrai di Susero da Garda e Sago, dopo aver lavorato in campagna tutto il giorno. Mangiavano, si sedevano e parlavano. Questo accadeva in inverno e in estate, cioè accadeva sempre. Ma perché c'era la voglia di stare insieme, c'era la voglia di stare insieme e di parlare. E io dico che bisogna riprendere a frequentare luoghi di incontro, che possono essere anche questi, ma che possono essere altri. Io dico che in ogni paese c'è uno spazio dove mettere insieme 30-40 persone per raccontarsi.